di prima commissione convocata per oggi alle ore 18:30. Passerei all'appello. Barbisani Leonardo è giustificato, delegato me. Bertoncello Antonio. Bravo Bertilla, ha delegato Angelo Borsanutto. Rette Maria Teresa. Non c'è, attendiamo un attimo nel caso arrivi. Rodriguez Riccardo ci segue in Zoom. Arighini Silvia, presente. E Zanutto Alessandra è arrivata adesso, presente. L'oggetto dell'incontro di commissione di oggi riguarda la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i comuni di Portogruaro, Cinto Camaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro e Perio Veneto. Rinnovo per il quinquennio 2022-2026. Prima di passare la parola al comandante Poles, che invito ad accomodarsi, esprimo i sensi del ringraziamento al comandante per quanto è stato fatto con la convenzione approvata dal Consiglio Comunale nel 2016 e che ha visto una svolta importante per la gestione del corpo, a questo punto corpo di polizia locale, nel territorio del portogruarese. La gestione associata, oltre ad aver portato ad una nuova modalità e una nuova visione della gestione del territorio da parte della polizia locale, ha dato anche la possibilità di accedere a contributi e quindi arrivare ad un incremento della qualità delle dotazioni del corpo di polizia locale. Io passerei adesso la parola al comandante Poles, poi chiedo ai consiglieri che vogliono intervenire di chiedere l'intervento. Grazie. Buonasera a tutti. Questa sera viene sottoposta alla vostra attenzione la delibera di Consiglio che prevede appunto il rinnovo della convenzione di polizia locale per ulteriori 5 anni. Come sapete, in questi 5 anni, nei 5 anni precedenti, Polizia Locale ha svolto il servizio in convenzione con altri 4 comuni. Quindi attualmente il corpo di Polizia Locale conta gli operatori di Portogruaro, Concordia, Cinto, Teglio e Gruaro. Sì. La superficie che è coperta dal servizio è pari a 220 km² e la popolazione che insiste su questa superficie è di circa 44.000 persone. La delibera trova la sua premessa in quelle che sono le fonti normative che prevedono appunto e favoriscono l'istituzione di convenzione per alcuni servizi fondamentali del comune, tra i quali proprio quello di polizia locale, quindi la normativa nazionale, il testo unico degli enti locali, e poi anche le delibere della Regione Veneto che vanno proprio a favorire queste convenzioni di polizia locale. Ah, si è spenta? La convenzione poco cambia rispetto a quella precedente. Sono stati fatti dei piccoli aggiustamenti da un punto di vista di termini che non erano precisi al 100%, e quindi laddove nella precedente magari si parlava di ufficio, adesso si dà più importanza al termine corpo intercomunale di polizia locale. In più ci sono state delle modifiche in base ad alcuni pronunciamenti dell'ANAC, perché l'articolo 4 dice appunto che la normativa che sta alla base dei compiti e delle funzioni è quella prevista dalla legge quadro sulla polizia locale, dall'articolo 285 del 92 e dalle direttive ANAC. Come vedete
municipio e sindaci, che si riunisce in media una volta all'anno e si può riunire più volte se viene chiesta una convocazione anche straordinaria da parte degli altri sindaci, e questa assemblea appunto dà le direttive per i servizi e in più analizza anche i costi di gestione della convenzione con il riparto delle spese previste per ogni comune che aderisce alla convenzione. Prego, prego, comandante. Come diceva il Presidente della Commissione, uno degli aspetti da tener conto è che grazie alla Convenzione i comuni che fanno parte appunto della stessa possono anche fruire di contributi regionali che altrimenti sarebbero preclusi. Noi abbiamo una legge regionale, la legge 9, che appunto ha permesso in questi anni l'acquisto di dotazione e di materiale con una compartecipazione alla spesa da parte di Regione Veneto che è significativa, perché si aggira sempre tra il 60 e il 70% dell'importo della spesa che viene acquistato. Regione Veneto finanzia appunto l'acquisto di nuove dotazioni per rendere sempre più efficace ed efficiente il servizio di polizia locale. Vi faccio un esempio: nel 2020 noi, grazie ai contributi regionali, partecipando al bando, abbiamo potuto acquistare una nuova auto di servizio, auto che confidiamo arrivi quanto prima perché c'è un po' di ritardo collegato alle problematiche internazionali, e a fronte di una spesa di 36.000 euro il Comune di Portogruaro potrà fruire di questo nuovo veicolo spendendo 8.000 euro, perché 21.000 euro vengono messi dalla Regione e gli altri vengono messi in quota parte dagli altri comuni facenti parte della Convenzione. Attualmente il comando dell'intercomunale consta di 22 operatori più 2 persone che svolgono servizio amministrativo. Questi operatori sono divisi in 15 operatori di Portogruaro, 4 operatori di Concordia e un operatore a testa per i comuni minori. Siamo sicuramente sottodimensionati perché, come sapete, per legge sarebbe previsto un operatore di polizia locale ogni 1000 abitanti. Nonostante questo l'impegno è quotidiano, perché lavoriamo 7 giorni su 7 tutti i giorni dell'anno, con un orario di servizio che va dalle 7:30 del mattino alle 19:30 di sera, più alcuni prolungamenti in occasione di manifestazioni e eventi particolari. 19, 20, 20, 15, 19, 20, 21, 22, sì, ha ragione. Quindi sono 22 operatori, 15 di Portogruaro, 4 di Concordia, 1 di Graro, 1 di Teglio e 1 di Cinto. Più 2 amministrativi, 1 del comune di Portogruaro e 1 del comune di Concordia. Se magari passiamo. No, le passo questo, consigliere, le passo questo. Permettetemi una interruzione. Ovviamente tutti i presenti sono muniti di Green Pass. Anche tra tutti muniti di Green Pass. Tutti muniti di Green Pass. Bene, constatiamo che tutti i presenti sono muniti di Green Pass. Consigliere del Consiglio, le passo questo. Bene, ottimo. Legare la convenzione che è un fatto interessante avere dei costi dei comuni.
comuni, e come venivano ripartite le multe, come venivano, cioè c'era tutta una analisi che il tempo poi si è superata. Volevamo per capire adesso a che punto siamo rispetto Dopo proviamo con la prossima. all'andamento complessivo dell'attività e come viene ripartito. Ciao. Allora, il riparto delle spese è previsto dall'articolo 13 della Convenzione, dove a titolo esemplificativo vengono messe tutte le voci che fanno parte appunto del capitolo delle spese. Metti presente Rodriguez però, perché lui corretto. Ho portato il riparto delle spese del 2020 per darvi un'idea. A fronte di una spesa complessiva di gestione del corpo intercomunale di 756.000 euro, tenete conto che l'importo è elevato perché confluiscono anche le spese del personale, quindi per il comune di Portogruaro c'erano 582.000 euro di spese. Abbiamo fatto una ripartizione usando quella media ponderata che è data dal numero delle sanzioni che vengono fatte nei singoli comuni e dal numero dei servizi che vengono effettuati, e alla fine abbiamo avuto questo riparto. Il comune di Concordia doveva versare 41.000 euro, il comune di Cinto 11.571 euro, il comune di Gruaro 34.335, il comune di Teglio 10.557. Vi salterà subito all'occhio come ci siano delle punte molto elevate, e la spiegazione è semplice. Sono due comuni che nel corso del 2020 hanno avuto dei periodi, dei mesi dell'anno in cui non avevano l'operatore o gli operatori a pieno regime. Il comune di Gruaro perché l'operatore aveva vinto un concorso da un'altra parte, quindi loro per diverso tempo sono rimasti senza operatore, e il comune di Concordia idem, perché aveva visto ridurre il numero degli operatori in attesa di espletare i concorsi. Quindi l'importo è maggiorato per quel discorso. Nel 2019 le cifre erano più simili a quelle che sono di solito. Concordia doveva versare 27.000 euro, Cinto 11.840, Gruaro 11.762, Teglio 10.192. Per quanto riguarda l'altra domanda che mi faceva lei relativa alle sanzioni del codice della strada, per ogni comune, quando si fanno le previsioni per la costruzione del bilancio, basandomi su quelli che sono i dati storici pregressi degli ultimi anni e il numero degli operatori, logicamente, la forza lavoro, chiamiamola così, che ogni comune ha a disposizione, io faccio le previsioni di accertato per ogni singolo comune. Tenga conto che per i comuni piccoli le previsioni di accertato del codice della strada si aggirano sui 50.000 euro, per il comune di Concordia siamo circa a 180.000 euro, mentre per il comune di Portogruaro abbiamo delle previsioni di entrata più grandi. È logico che le previsioni di entrata sono diverse, perché diverse sono le realtà, diverse sono la rete viaria che attraversa questi luoghi, e diverse sono anche le tipologie di infrazioni che andiamo a riscontrare. Sono previsti per il 2022, dico semplicemente autoveloce, perché sono diversi casi, sono previsti da parte di quattro comuni impianti di rilevatori di velocità, eccetera. Non ho capito, scusi consigliere. Sono gli autoveloci. Sì. Nel 2022 Sì. Acquisto e l'attivazione di misuratori di velocità nuovi o qualche intervento particolare? Allora, diciamo che la dotazione attuale è soddisfacente. Ogni comune nel momento in cui è entrato a far parte della convenzione ha messo a disposizione della convenzione le attrezzature che aveva, e quindi siamo arrivati ad avere 3 autovelox, siamo arrivati ad avere 3 chilometri, poi abbiamo acquistato anche delle apparecchiature grazie alla convenzione per il controllo del cronotachigrafo e altro. Non abbiamo necessità di acquistare altri autovelox perché a questo momento sono sufficienti.
Gli autovelox che usiamo noi, misuratori di velocità, non sono fissi, sono autovelox che vengono montati e smontati a seconda della necessità, laddove ci arrivano anche le segnalazioni. Noi lavoriamo molto su segnalazioni dei cittadini e le segnalazioni arrivano da tutti i 5 i comuni, da parte dei cittadini che ci chiedono di attenzionare particolari strade dove il cittadino ha la percezione che i limiti di velocità non sia rispettato. Non so se ho detto male, ma mi pare che il comune di Portovaro abbia intenzione di attivare, o sta attivando, anzi dovrebbe attivare, tra l'intersezione di San Nicolò, l'autonomia di San Nicolò, via Stadio, un rilevatore a sensibilità molto elevata che riesce a cogliere anche le targhe. Di sbaglio o le comande? No, allora è assolutamente corretto quello che ha letto. Non sono però telecamere deputate al controllo della velocità, sono telecamere che vengono installate ai fini di quello che è la prevenzione ai fenomeni criminali. Non sono legati. L'altra questione che volevo porre, credo che il consigliere senatore sia abbastanza a conoscenza perché è una problematica che va avanti molti anni, anche se è una strada provinciale. E chi lui è via del Fossato, di quella che va a Fossato, tanto per intenderci, sia la Plata, dove lì è strada provinciale ed è molto pericolosa. So che anche da sindaco senatore è stato chiamato più volte l'attenzione degli abitanti di quella via e una delle soluzioni era quello dell'apparecchiatura che oltre a rilevare la velocità rilevava anche le targhe, quella che sostanzialmente è tra San Stino e Caore, tanto per intenderci. E non so se ci sono altri strumenti per poter mettere in sicurezza quella strada, seppur non di competenza dei comuni di Portovaro, anche se devo dire che è possibile o in modo convenzionato o nelle strade provinciali, se non ricordo male, vengono ripartite pro quota le multe che eventualmente si incassano sostanzialmente. Però quella via lì non è il tema di questa convenzione, però mi interessava capire se c'erano degli investimenti e come poi eventualmente magari potevano anche essere finanziati o partecipati con la città metropolitana. Questo è una domanda. Allora, come ha detto giustamente lei, quando si vanno a fare sanzioni per l'articolo 142 del codice della strada, ossia il controllo della velocità, il 50% dei proventi dell'incassato va all'ente proprietario della strada, quindi ogni qualvolta noi facciamo il velox su una strada provinciale dobbiamo accantonare il 50% per versarlo alla città metropolitana. E le soluzioni per andare a mitigare il fenomeno della eccessiva velocità sono date da strumenti che siano di persuasione o comunque di prevenzione, tipo i dissuasori luminosi che ti indicano la velocità, i true box che altro non sono che quegli armadi arancioni o blu che vedete a margine strada, quelli hanno uno scopo di prevenzione. Quelli che abbiamo noi sono anche atti ad ospitare al loro interno il misuratore della velocità, che in questo caso non è il velox ma è il TrueCam che va proprio installato lì, però bisogna sempre che ci sia la presenza della pattuglia, perché non può operare in maniera massiva senza che ci sia la presenza della pattuglia. È un po' più difficile perché l'iter è molto complicato ottenere la certificazione della strada da parte di prefettura per installare un misuratore di velocità fisso che operi H24 senza la presenza degli operatori, perché lì ci devono essere dei requisiti e devono essere presenti contemporaneamente dati da tasso di incidenti, soprattutto incidenti. Quello che succede sulla Sestino Carlo. Esatto. O sulla Portogallo. Esatto. Lì ci sono un tasso di incidentalità alto con incidenti mortali o con feriti gravi e soprattutto la prefettura certifica che non ci sono aree dove una pattuglia di polizia di qualsiasi tipo, polizia locale, polizia stradale,
possa operare in sicurezza per fermare i veicoli o per fare un controllo della velocità puntuale e non, come dire, indiscriminato. Questa è la differenza. Prego. Grandi comandante, prego. Sì, ringrazio il consigliere Bertoncello per aver affrontato le problematiche legate agli eccessi di velocità in strade che non sono di pertinenza all'amministrazione comunale. Abbiamo parlato della Portogruaro-Salta, abbiamo parlato del Portogruaro-Motta, c'è l'argomento dell'Assassino-Caulen, che non sia come di Portogruaro. Ed è un argomento che secondo me dovrà essere assolutamente sviscerato e quindi sottoposto anche alla conferenza dei sindaci, in quanto proprio con il PNRR ci saranno a disposizione importanti risorse per mettere in sicurezza anche le strade, per quanto attiene anche il ragionamento della viabilità alternativa, eccetera. Sarebbe buona cosa quindi che fosse sottoposta alla conferenza dei sindaci non solo la realizzazione di nuove vie, ma anche la sistemazione di quelle esistenti. La nostra rete, la rete viaria provinciale o la città metropolitana è decisamente molto datata ed era una rete viaria che raramente faceva riferimento a centri urbani assolutamente popolosi, quindi la visione della manutenzione stradale della nuova viabilità deve essere una visione più ampio raggio che tiene conto dell'esistente e della sistemazione anche dell'esistente, quindi ben venga questa osservazione che sarà importante trasferire al signor Sindaco in modo che se ne faccia carico, oltre alla tutela ambientale, della nuova viabilità, eccetera, gli argomenti sono tanti, che se ne faccia carico con la conferenza dei sindaci. Ci sono altri interventi? Non solo una domanda, perché forse ho capito male, o non ho capito. Quegli autovelox che avevamo noi rivelano soltanto l'eccesso di velocità o fanno anche il controllo targhe, revisioni, assicurazione, quelle robe lì? Intende gli armadi, quelli che ci sono o in generale? No, quelli che abbiamo noi adesso. Allora, noi abbiamo diverse attrezzature, abbiamo delle attrezzature che sono gli autovelox che fanno solo e esclusivamente il controllo della velocità. Sì, okay. Poi abbiamo uno strumento che si chiama Targa System, che è quello che vedete molte volte quando vedono le persone a bordo del veicolo, che controlla assicurazioni e revisioni, okay. E vi garantisco che questo è un problema di non poco conto, perché il numero dei veicoli senza assicurazione che circola è in costante aumento. Una volta, io ho iniziato a lavorare quasi 30 anni fa, era caso rarissimo trovare il veicolo sprovvisto di assicurazione, mentre adesso non è così raro trovarlo. E le telecamere a cui faceva prima menzione anche il consigliere Bertoncello, che sono i cosiddetti varchi, quelli vengono messi proprio ai fini della sicurezza e sono delle telecamere che vanno a registrare tutti i veicoli che transitano costantemente, in tempo reale leggono la targa e questi permettono a noi, ma soprattutto alle forze di polizia che ci fanno costantemente richiesta, di fruire anche di una blacklist. Vi faccio un esempio: ci sono dei veicoli che sono attenzionati per furti nelle case, nelle abitazioni e si inserisce la targa. Nel momento in cui questa macchina passa nel varco c'è un alert che ce lo segnala. Proprio oggi il commissariato ci ha telefonato per ringraziarci, per renderci partecipi del fatto che grazie a delle letture che gli abbiamo dato sui varchi sono riusciti in un'operazione di polizia che stavano seguendo da alcuni giorni proprio per fatti criminali compiuti nel territorio. Grazie. Prego. Solo una curiosità, voi avete anche, riuscite a vedere tutto quando si ferma una macchina? Serve, faccio una domanda, perché mi hanno fermato proprio per non vedere neanche la patente, niente, la bus, o mettere la carta d'identità e avevano tutti i dati. Sì, nel miglioramento del nostro servizio di cui parlavamo prima, negli ultimi anni ci siamo dotati di una tecnologia che ci permette di collegarci alle banche dati in tempo reale. Quindi la pattuglia, quando la ferma, ha un tablet a disposizione che permette il collegamento in tempo reale al portale dell'automobilista, quindi si possono controllare
patenti, assicurazioni, tutto. Questo non vi esonera però da avere i documenti di guida al seguito. Non serve. Ma io così per sicurezza ve lo dico intanto. Sì, no, ok. Ci sono altri interventi? Bene, allora se non ci sono altri interventi, alle ore 18:56 dichiaro chiusa la riunione di prima commissione. Grazie.